Eder. Mac. Pallister. Gabriella ha affermato che si sentiva spesso con l'amico della Carnia, perché, avendo entrambi notato comportamenti sospetti di Sebastiano, si telefonavano ogni qualvolta notavano qualcosa di strano, come la sera del 30 dicembre, famosa per la particolare richiesta della corda, anche se poi Gabriella risponde che non sa se fu lei a chiamare l'amico o viceversa. Particolare facilmente verificabile guardando il registro delle chiamate, cosa che le feci notare, dopo diversi scambi di messaggi, senza ricevere risposta. Ora la questione si complica, anche se a me ha reso evidenti dei particolari illuminanti a causa di un'altra stranezza, la telefonata avvenuta durante la notte tra il 4 ed il 5 gennaio. Prima del rinvenimento. Secondo te sono possibili tutte queste coincidenze? Innanzitutto la chiamata sembrerebbe essere partita da un cellulare di un ragazzo di Palermo. Che fatalità, tra i tanti numeri VIP, parliamo di milioni di combinazioni possibili. Compone proprio il numero di Sebastiano, oltretutto proprio la sera prima del ritrovamento. La polizia avrà verificato se aveva composto altri numeri oltre al suo oppure aveva fatto centro subito, ma il buon Sebastiano non bloccherà lo scocciatore. Uno che chiama di notte è davvero uno scocciatore, contrariamente a quanto aveva affermato essere il suo solito comportamento. Ma proverà a richiamarlo per poi denunciare l'insolito fatto, ancora prima che venisse ritrovato il corpo di Liliana. Ma cosa ancora più strana, la mattina presto telefonerebbe all'amico della Carnia o alla moglie. Mi chiedo se risulta agli atti tale telefonata, per raccontargli il fatto e lo stesso invece di contattare Gabriella per metterla al corrente di questo fatto insolito, scriverà un messaggio di rimprovero, su web o al ragazzo. Non verificabile perché cancellato dallo stesso e presumo anche dalla moglie. La stranezza è proprio questa. L'amico ha dubbi su Sebastiano, ma questa volta rimprovererà il ragazzo invece di chiamare Gabriella, perché questa persona è sempre presente in tutti i momenti clou. Di colpo sparisce? Chiedo a Gabriella. Il suo amico era a conoscenza dell'incontro avvenuto con Claudio nel bar delle Fragole? Oppure chi sapeva del loro incontro? Gabriella può chiarire questo fatto e soprattutto come possono non ricordare se ci sono stati prima o dopo il ritrovamento. Visto che il fatto è collegato al tragico rinvenimento della loro cara amica, io avrei detto o pensato, caspita che coincidenza assurda. Domande. Qualcuno voleva incastrare Claudio? Gabriella è stata manovrata o sfruttata da chi aveva interesse ad essere aggiornato sugli sviluppi e avere informazioni? Una volta chiarito chi è pedina e chi è mano, secondo me si può risolvere il caso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.